Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa. Stiamo per iniziare il nostro culto e vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi. E vi chiedo cortesemente di prendere il posto e di non andare in giro durante il culto, durante la predica, la lode, per non disturbare i nostri fratelli, la live e per avere un rispetto verso il Signore. Detto questo, vorrei leggere con voi un versetto che si trova in Romani 14, capitolo 14, versetto 8, che dice: perché se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Noi siamo qui nella terra per vivere per il Signore e per far sì che le altre persone, le persone che stanno attorno a noi, conoscano il suo amore tramite la nostra vita. Quindi tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi diciamo e pensiamo, che possa essere per il Signore. Siamo qui per essere il sale e la luce della terra e per glorificare Dio nella nostra vita quotidiana e in ogni area della nostra vita. Amen? Vi invito a chiudere gli occhi per fare una preghiera e cominciare il nostro culto. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per questo momento, ti ringraziamo, Signore, per questo culto. Ti chiediamo, Signore, che il tuo Spirito Santo possa essere in mezzo a noi e che il Signore possa guidare ogni momento di questo culto, Signore, nel nome di Gesù. Che ogni distrazione, tutto quello che ci distrae, che ci ruba, Signore, dall'ascoltare la tua parola, dall'offrire, Signore, la nostra adorazione, la nostra lode a te, oh Padre, possano essere cancellate, che il Signore possa riempirci con il tuo Spirito Santo, che possiamo uscire da questo posto non della stessa maniera che siamo entrati, Signore. Nel nome di Gesù che ti chiediamo. Amen. Amen. Sei, vista i ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro è Dio grande, il nostro è Dio forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Grande in potenza tu sei, vista i ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro è Dio grande, il nostro è Dio forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro è Dio grande, il nostro è Dio forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà?
9:15 e parla un po' dell'amore. L'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Allora, leggo questo versetto per l'amore verso i fratelli, per sentirvi vicini gli uni con gli altri e per amare tuo fratello devi dare tutto te stesso, devi pregare per lui, devi stare a fianco e il tema di oggi infatti parla di stare bene con gli altri. Quindi cantiamo questa canzone dando tutto quello che abbiamo nel cuore e lo diamo al Signore. Sono qui a lodarti, cantiamo? Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu hai la sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Re della storia e Re della gloria, sei sceso in terra tra noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amor. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Non so quant'è costato a te morire in croce un dì per me. Non so quant'è costato a te morire in croce un dì per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Allora, prima di cantare la prossima canzone, vorrei leggervi un versetto che si trova a Salmi 37,5 che dice:
Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. La canzone che faremo adesso si chiama Quello che Dio dice di me. Per stare bene con gli altri dobbiamo prima star bene con Dio, per star bene con noi stessi e poi star bene con gli altri. Quindi dobbiamo sempre parlare delle nostre preoccupazioni con Dio e affidare le nostre cose e i nostri pensieri al Signore. Che mentre cantiamo possiamo lodare il nome di Dio e che questa possa essere la nostra preghiera. Chi sono io perché il grande Dio mi accolga a sé? Ero perso e mi salvò il suo amore, il suo amore. Di Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Se per me morì, chi Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Chi Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Dio dice di me. Chi Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Prima della nostra
nostra ultima canzone, io ho sentito di leggere questi versetti a voi e si trovano nella prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 18 a 21. E dice così: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi, chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo, ma odia il suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Io ho trovato che la Bibbia ci dà veramente tutto quello di cui abbiamo bisogno per la nostra vita e spero che, come c'è scritto qui nella sua parola, possiamo amare noi stessi perché Dio ci ha amati e accettati per primo, proprio come siamo, come ci ha creati. Non avere paura di amare noi stessi e gli altri, perché l'amore puro che proviene da Dio è perfetto ed è anche in noi tramite Gesù Cristo. In particolare di amare il nostro fratello che ci sta attorno e le persone, perché questo è il comandamento che Dio ci ha dato. Facendo questo possiamo fare la sua volontà e stare bene l'uno con l'altro. Sei la parola dal principio, uno con l'Altissimo. Nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile, che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra qui da noi. Perdonati dal tuo amore, cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù mio Re. Che splendido nome è, incomparabile,
Oh Padre, il tuo nome è splendido, è potente, è magnifico, Padre. Il nome è al di sopra di tutti i nomi. Che tu possa, Padre, guidare il pastore Caio nel istruirci con la tua parola, che possa tu servirti di lui, oh Padre, e che possa aiutarci giorno dopo giorno ad essere una testimonianza vivente ovunque siamo, Padre. Tutto chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok. Tutto ok con voi? Sì, só una persona che sta bene, gli altri non stanno. Ok, una domanda semplice, molto semplice. Chi di qua vuole sposarsi? Chi di qua non vuole sposarsi? Anch'io non voglio, già sono sposato. Ok, chi vuole avere un rapporto, una relazione seria? Ma una relazione che veramente è trovare quello fidanzato o fidanzata e che sia permanente. Chi vuole? Perché è con voi che vorrei parlare. Perché quello che vuole avere un'avventura, conosce un ragazzo o conosce una ragazza solo per cercare certe cose e dopo ciao, potete uscire perché non è per voi che vorrei parlare oggi. E io sempre dico, ci sono due decisioni importantissime nella vita. Qual è la prima? La conversione alla vita di Gesù, è la nostra eternità, la nostra camminata con Dio. E la seconda decisione più importante è il matrimonio. Ossia, io lavoro con questa linea, io mi sposo per avere un matrimonio solido per quanto tempo? Come si dice, né? Fino che la morte vi? E è su questo che noi dobbiamo maturare nella nostra vita. Perciò la scelta di una persona per camminare con noi per tanti anni non è una cosa semplice. E è interessante, io conosco Astrid da 34 anni, ma ogni giorno che io conosco Astrid, io comincio a scoprire. Penso che sto conoscendo lei oggi. E quando inizia un rapporto, una relazione, sembra che è... Oggi ti darà un po' di lavoro qua, no? Ossia, sempre quando inizia una relazione, será que sarà così? La persona cambierà? Eu sempre dico, dopo che tu ti sposi, l'uomo cambia. In peggio. Se tu pensa che tuo fidanzato já é um problema, dopo sarà un problema più grande. Ok, Lisiane, já hai capito? La tua fidanzata cambia. Ma è interessante che l'uomo perde il senso di una responsabilità. Oggi c'è una finale del Champions, no? E io non mi dimentico mai di una finale di Champions, anno 2000, chi si ricorda nella storia? Manchester e Bayern Monaco. Al 90esimo, Bayern 1, Manchester 0. Tutti i tifosi tedeschi gridavano campione, campione, ok. 91, 1-1. 93, Manchester United 2, Bayern Monaco 1. In 3 minuti cambia tutto. E gli uomini quando si sposano pensano che sono arrivati alla fine e adesso hanno conquistato, già sono sposati e cominciano a essere molto rilassati con il matrimonio. Così ragazzi, prima di prendere un contatto con un ragazzo, cercate di vedere la storia di quello ragazzo per sapere che lì deve avere una storia e questa storia non sarà una storia semplice. E anche voi ragazzi con le ragazze dovete conoscere bene la storia di quella ragazza. Perché quando cominciamo un fidanzamento, una relazione, noi dobbiamo maturare e pensare che quello deve essere una cosa costante, permanente e di cambiamenti uno con l'altro. E non è una storia molto semplice, perciò che qua il gruppo della musica ha parlato molto nel senso di stare bene con se stesso per stare bene con l'altro. E se una persona non sta bene con se stessa, mai starà bene con l'altro.
Perciò viviamo tante volte il senso di un rapporto che c'è la malattia, dove io sono malato, e ho una difficoltà molto grande con la mia vita, ho una difficoltà molto grande nel rapporto con le altre persone, e io cerco una persona che possa guarire le mie ferite e i miei dolori. E quello rapporto già inizia a malato e già comincia con tante situazioni difficili e non andrà avanti. Perciò prima di prendere un contatto, una relazione con qualcuno, la persona deve essere guarita, perché altrimenti il fallimento sta bussando la porta. È molto importante. Perciò la Bibbia dice che noi dobbiamo amare Dio e il prossimo come a noi stessi. Il problema è che le persone non riescono neanche ad amarsi. Quando eu comincio a amarmi, non nel senso narcisista, no? No senso che veramente io mi amo come Dio mi ha creato, come io sono, quando eu comincio a sentire questo amore di Dio e quando eu comincio a accettarmi come io sono, lì io comincio a essere pronto e maturo per iniziare una relazione. Perché se eu non riesco a accettarmi come io sono, como que eu posso accettare un'altra persona? È molto importante sapere che Dio mi ha fatto così e lì io devo lavorare con la mia vita, lavorare il senso di una guarigione, di una maturità e adesso approfondire questa relazione e crescere con l'altra persona. Perché camminare con una persona non è semplice, perché tutti noi abbiamo bisogno di trasformazione. E una relazione è trasformazione, 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 trasformazione. Che cosa io e Yassi parliamo tante volte? Qual è l'area della tua vita che tu devi cambiare o che io devo cambiare? 34 anni. E ci sono delle cose che noi ancora stiamo parlando oggi. C'è questa area nella tua vita che ancora deve essere lavorata. Deve essere questa area in Caio che ancora non mi piace. E forse arriveremo a 70 anni di matrimonio e staremo ancora là a parlare in questo modo. Perciò se noi non siamo pronti e maturi per affrontare questo, se noi non siamo ancora pronti e maturi per accettare come noi siamo, se noi non siamo pronti e maturi per amarci come Dio ci ha fatto, è molto difficile iniziare una relazione. E oggi vorrei lavorare con un personaggio biblico che io penso che voi già avete conosciuto, che si chiama... Come si chiama lui? Che ha avuto 2 donne? Era fortissimo. E lui veramente, le donne guardavano lui, ma che uomo forte, questo sarà veramente il mio principe, ma dopo si diventa un sapo, una rana, ok? E perciò è molto importante vedere il senso di guardare la persona per vedere se è quella persona che io devo camminare. Se tu stai cercando un ragazzo o una ragazza pell'aspetto fisico, non dimenticare, ok? Va a visitare la tua nonna e il tuo nonno e tu vedrai che quello fidanzato si diventerà come lui o come lei, o forse peggio, ok? Fisicamente sto parlando. Così non cercare le persone come sono oggi, ma cercare per un futuro. E un futuro non è nel fisico, è nella testa che possa avere questa maturità. Ok, lavoriamo un po' su questo personaggio qua. E questo report Sansone, Giudici 14, 1-3. Se avete le vostre Bibbie, possiamo leggere qua. Sansone, Giudici 14, 1-3. Hai trovato lì, Letizia? Ok. Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa, ne parlò al suo padre e a sua madre e disse: ho visto a Timna una donna tra le figlie dei Filistei. Che cosa dice lui dopo? Versetto numero 3? Versetto numero 2? Prendetela dunque per moglie. Suo padre e sua madre le dissero: non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo una donna per te? Devi andare a prenderti una moglie fra i filistei incirconcisi? Sansone rispose a suo padre: che cosa? Prendi quella che mi piace. Qual è il grande problema qua in questa storia? Ci sono 3-4 punti molto pericolosi qua. Qual è il grande problema? Buongiorno, tutto bene?
Che silenzio è questo? Qual è il grande problema? Parliamoci, carissimi. Ah? Sì, hai visto già? Vado dritto. Ok? Qual è l'altro problema? Carissimi, stiamo leggendo la parola di Dio. E la parola di Dio è autorità. E se è autorità io devo sottomettermi. Ossia ci sono dei punti importantissimi lì che noi dobbiamo... Se volete togliere questa luce qua, per favore. Sta mi dando un fastidio qua. Ok? Quali punti importanti qua che io devo imparare in questa storia? Uno è questo. Vide una ragazza e si va. Lui era molto guidato dai suoi sentimenti. Non importa, non conosce, non so chi è, ma sembra una ragazza bella e vado. Qual è l'altro punto importante? Padre e madre. Padre e madre. O quanto è importante ascoltare padre e madre. Se noi vogliamo qualcosa stabile, io devo ascoltare qualcuno più maturo di me. Io devo ascoltare qualcuno che ha una conoscenza più profonda di me. Qual è l'altro punto importante in questa storia? Quella che mi piace. E è interessante, il fidanzamento, una relazione, io non sto prendendo una persona per il mio piacere. E questo è un grande sbaglio che tante volte facciamo. Io scelgo una persona per il mio piacere. Ma quando sto scegliendo una persona non è per me. Ossia, Dio sta mi dando una persona in modo che io possa servire, camminare e stare con quella persona, ma per fare quella persona felice e trasformata dal Signore. Io non prendo qualcuno per il mio piacere. E Sansone, che aveva una bellissima storia, poteva avere una bellissima storia, lui era una persona che aveva la responsabilità molto grande, era un giudice, ma questo uomo purtroppo era un uomo sensuale e le sue emozioni che guidavano la sua vita. Perciò se noi inseriamo le nostre emozioni nella nostra vita, tutte le nostre decisioni saranno un disastro. E Dio non vuole che la tua decisione, i tuoi passi per una camminata di matrimonio sia un disastro. Io non sto cercando qualcuno che mi piace, eu estou cercando qualcuno che Dio mi sta guidando in modo che io possa essere importante in quella storia. Perché se eu comincio a prendere qualcuno che mi piace, quella non è andata bene, tra poco vado al prossimo passo. Dopo vado alla terza, alla quarta, alla quinta. E quando eu vedo, estou com 21 anni, eu já ho avuto 5 fidanzati, eu já ho avuto um sacco di fidanzati, e quando eu vedo, a minha vita è sempre un disastro. Eu não posso prendere una decisione basata sui miei sentimenti. O quanto è importante avere informazioni e sapere decidere con maturità. Sansone non ha avuto questo. Perciò, nonostante i consigli dei genitori, lui ha deciso, dammi quello. Com'è la tua decisione per una scelta? Questa scelta io non posso sbagliare. Quali sono le basi? Questa decisione io non posso sbagliare. Quali sono i consigli che tu prendi? Questa decisione io non posso sbagliare. Perché è una decisione che sarà per tutta la tua vita. Io non posso consegnare il mio cuore a una persona che non ha sicurezza e che non sia pronta e non sia matura. Non posso. Come eu posso prendere adesso una compagna se questa persona non credeva neanche nel Signore? Tante volte eu parlo com Assi. Quanto é difficile servire o Signore se eu non ce l'ho al mio fianco una persona che ama o Signore allo stesso modo? Come eu posso cantare, lodare e servire ao Signore se ao mio fianco non c'è la persona con lo stesso livello che io ce l'ho? Per favore, non sto usando termômetro spirituale qua. Ma io devo sapere che questa persona deve amare Dio come io amo Dio. Eu devo amare Dio. Questa persona deve servire al Signore come sto servendo al Signore. Questa persona deve desiderare stare con il Signore come anch'io desidero. Sansone stava prendendo una decisione basata sui suoi sentimenti e sul piacere. Perciò che sua prima fidanzata, sua prima moglie è stato un disastro. Sono i consigli che la parola ci lascia. E voi siete giovani ancora,
Perciò se noi vogliamo essere un buon marito, io devo pensare nell'altra persona, ma soprattutto che cosa Dio mi sta guidando in questa storia e avere la maturità di prendere questa decisione. Io só posso avere la benedizione di Dio se in questo rapporto c'è un patto con Dio. Se non c'è un patto con Dio, non funziona. Oggi stavo parlando con una coppia che stavano visitando a me. Interessante che lui ha detto, o mio papà, pastore Caio, sempre ha detto, adolescente non può avere fidanzata. Perché prima l'adolescente deve avere maturità e essere pronto a dare un passo di avere una fidanzata. Così lui mi ha detto, prima di completare 18 anni, neanche pensare. Interessante. E dopo lui mi ha detto il secondo punto. Meu papà sempre diceva, pastore, se eu vorrei avere una fidanzata, prima devo lavorare. Perché lui non mi ha detto, andare a McDonald's e io devo pagare per te anche per la fidanzata? No. Andare a un ristorante eu devo pagare per te per la fidanzata? No. Andare adesso a un cinema e io pagare per te per la fidanzata? No. Prima tu devi lavorare e dopo quando tu cominci a avere la tua paga, il tuo stipendio, comincia a pensare adesso anche portare a un cinema, a un ristorante, un'altra cosa, ma anche tu devi pagare. Ho detto a lui, interessante, devo conoscere tuo papà, che sono dell'esperienza bellissima. Lui com 18 anni, 19, ha conosciuto la sua fidanzata, hoje era casa nostra, no? Já sono sposati da 12, 13 anni. Ossia, sono dei consigli importanti. Se eu vorrei avere uma vita salda, um matrimônio saldo, um fidanzamento saldo, são dei consigli che eu não posso trascurare. Segundo ponto importante, Giudici 16 e 17. La donna faceva ogni giorno pressione su di lui. Conosce qualche donna che fa pressione sul marito? Con le sue parole e lo tormentava. E dopo arrivo a casa, minha moglie mi prenderà per l'orecchio. E ele foi muito rastritato alla morte. Ele aperse tutto il suo cuore e le disse, non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono nazireu, consacrato a Dio, dal seno di mia madre, se tagliassero i capelli, la mia forza se ne andrebbe. Diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. Consiglio importante. Consiglio. Se tu está cercando um fidanzato ou uma fidanzata, que ame o Senhor. Consiglio importante. Dopo o matrimônio ou durante o fidanzamento, é più facile trascinare giù che trascinare su. Pastore, è un ragazzo bellissimo, è una ragazza bellissima, lui è una persona molto così, lei è così, così, ma amo il Signore. Ah, pastore, e questo è l'altro punto. Amo il Signore. Pastore, non sia radicale. Amo il Signore. Pastore, questa domanda no. Amo il Signore. Amo il Signore. Altrimenti sarà un disastro. Abbiamo parlato un po' prima. O quanto è importante, altrimenti saremo trascinati più giù. Quante persone che io conosco dopo il matrimonio si perde nella fede, si perde nel servire il Signore, si perde nell'amore alla opera. Si perde. O futuro tu non conosci. E non si sposa per fare un matrimonio missionario, un matrimonio di evangelizzazione. Si sposa già sicuro di una fede nel Signore. E quando esiste questa sicurezza della fede nel Signore e che ama il Signore pari, è lì che adesso prendono decisioni matrimoniali. Non rischiare la vostra vita. Non rischiare la vostra fede. Perciò quanto è importante stare con una persona che io possa pregare ogni giorno. Che io possa pregare sempre. Legge la parola do Signore insieme. Voi non potete immaginare o quanto fa bene ao mattino quando io e mia moglie stiamo leggendo la parola e pregando insieme. Voi non potete immaginare quanto fa bene prima di dormire io e mia moglie stiamo leggendo la parola e pregando assieme. Voi non potete immaginare o quanto questo fortifica o nosso rapporto di coppia e di famiglia. Ma se é uma pessoa que não há o stesso amore di Dio, la parola diventa un peso, la preghiera si diventa un niente. Condividere le cose del Signore sembra una cosa banale. Io devo avere una persona che piange, che sorride, che gioisce con il Signore. Sansone ha fatto questo grande sbaglio. Perciò la parola ci lascia questa storia di Sansone in modo che io possa imparare a non fare lo stesso sbaglio e non rischiare la mia vita. Lui ha fatto due sbagli perché era un uomo basato sugli impulsi. Hai visto una bella ragazza?
è quella. Hai trovato un'altra bella ragazza? È quella. E quando si vede la vita si va e questo uomo continua a essere immaturo. E come finisce la storia di Sansone? Finiamo qua adesso. E finisce in modo senza gloria e finisce in modo triste. I filistei lo presero e le cavarono gli occhi. Lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catena di bronzo. Ed egli girava la mattina nella prigione. La casa era piena di uomini e donne e tutti i principi dei filistei erano lì. E c'erano sul tetto circa 3.000 persone, tra gli uomini e donne, che stavano a guardare mentre Sansone faceva che cosa? No versetto 27, 21 e 27. Faceva il buffone. Entra nel ridicolo. Entra nel ridicolo. Quando le nostre decisioni non sono mature nella fede, il nostro matrimonio si diventa un ridicolo. La nostra vita, il nostro rapporto, invece di essere un esempio, si diventa un motivo di riso a tanta gente. Perciò non posso rischiare questo. La parola di Dio ci dice che Sansone finì la sua vita in un carcere filisteo, accecato dai suoi nemici, gli amici di sua moglie, girando la ruota di una macchina per il resto dei suoi giorni. Lui si diventa un cieco spirituale e già era, si diventa un cieco. Adesso si diventa una persona da ridere. Se noi vogliamo vivere un matrimonio saldo nel Signore, è con la vostra età che dovete prendere le decisioni molto serie e sapere scegliere le persone che siano serie, che amano il Signore. Altrimenti, la vostra fine, io non vorrei vedere, sarà da ridere o da piangere. Ridere dagli altri e piangere quando noi conosciamo il Signore. Perché Lui conosceva, lei conosceva il Signore e ha lasciato che la sua vita fosse trascinata dalle emozioni. La prudenza è quell'attitudine che parla al tuo cuore dicendo: non fare quella scelta anche se tutto sembra perfetto. Chiedi opinione del Signore. La prudenza è che sembra che tutto sta andando bene, ma se non è del Signore, io mi fermo. La sapienza è l'esperienza che posso sviluppare camminando con il Signore dicendo: impara dai tuoi errori, impara dagli altri che hanno fatto lo stesso errore per non diventare abbastanza per fare anche tu. Così la sapienza è vedere e non commettere lo stesso sbaglio. O coraggio è quell'attitudine che parla in un cuore dicendo: non fare la scelta sbagliata perché tutti attorno lo fanno. Abbi il coraggio di adeguarti al Signore e non alla moda della gente. La pazienza è quell'attitudine che ti dice nel tuo cuore: aspetta senza ansietà il tempo di Dio, perché Ele dirà, arriverà nel momento giusto. Dio è puntuale e ti darà la persona giusta. La fede è quell'attitudine che ti parla nel cuore dicendo: Dio non mente, vive la tua promessa come se avessi ricevuta oggi. O tempo è del Signore. La persona più interessata nel tuo matrimonio è il Signore. Perciò non anticipare il tempo. Aspetta. E che tu possa maturare e essere pronti a ricevere il regalo del Signore, che sia un ragazzo o una ragazza che ama il Signore come te. Ma che in questo periodo tu possa sviluppare una fede, sviluppare un amore per il Signore, e mentre questo starà crescendo, il Signore ti darà un grande regalo. Così, non preoccupatevi. Tranne il pastore Sandro qua, tutti sono giovani, ok? Ok, è l'unico vecchietto qua. Non preoccupatevi, c'è tempo. C'è tempo. E il Signore vi darà una persona che tu dirà, la persona giusta. Ho sbagliato quando ero giovane. Ho fatto delle scelte che non erano del Signore. E voi non potete neanche immaginare il dolore che esiste quando la ragazza dice: Caio, non ti voglio più. Quando io ho detto a una ragazza: io non ti voglio più. Voi non potete immaginare quanto è difficile quando il nostro cuore sono inseriti in una relazione e dopo qualcuno ti dice e dopo quando io devo dire, è molto difficile. Così non sbagliate. Prendete decisioni con maturità, com prudenza, com saggezza, com fede e com coraggio. O Signore vi guiderà. E la parola do Signore é viva.
per darci questi consigli. Amen? Se tu vuoi veramente avere un fidanzamento sano, permanente, fino al matrimonio, se voglio avere un matrimonio saldo e permanente, sono questi consigli che vi do. Se tu vuoi vivere un'avventura, è l'altra storia, non è con me. Preghiamo. Pensa nella tua vita. Quali sono le motivazioni per la scelta di un ragazzo o di una ragazza? Quali sono? Che cosa ti attira? Quali sono i principi nella tua vita? E comincia a paragonare adesso questi punti della tua vita con quello che il Signore desidera da te. Stanno insieme? Sono coerenti? Se non sono, il principio di Dio non cambia. Sono io che devo cambiare. Se tu stai pensando in un ragazzo o una ragazza, qual è la motivazione? È una motivazione nel Signore o c'è questo senso di Sansone, di sentimento, sensualità, desiderare? Io non cerco una persona per la mia soddisfazione, per il mio piacere. Io cerco una persona per una camminata con il Signore, di crescita, per una relazione permanente. Nostro Padre, noi preghiamo per questo gruppo di ragazzi. La nostra preghiera è che loro possano prendere una decisione in te, avere delle relazioni sana, pura, consacrata a te, solida in te, e che possa arrivare a un matrimonio saldo in te, fortificato in te, e che possa vivere un matrimonio anche con tante difficoltà, ma sempre assieme, con radici in te, abbracciati in te. Agisci e lavora con questo gruppo di ragazzi, oh Padre, e che loro possano prendere una decisione in te. Benedici loro, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Dica alla persona al tuo fianco, per favore, fa una scelta giusta, no? Fa una scelta giusta, ok? Voi due dovete dire perché già siete sposati. Ma fate una scelta giusta, non sbagliatevi, ok? Ok. Se possiamo tutti alzarci adesso, per favore. Adesso abbiamo il nostro momento di offerte e vorrei semplicemente dire che se Dio ha messo nel vostro cuore di aiutare qualcun altro e di dare quello che potete, Dio apprezza qualsiasi cosa che viene dal cuore. Quindi sì, adesso faremo il nostro Dio grande. Grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te.
grande impotenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro è Dio grande, il nostro è Dio forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro è Dio grande, il nostro è Dio forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Il nostro è Dio grande, il nostro è Dio forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro è Dio grande, il nostro è Dio forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Grazie caro Padre per chi ha potuto donare e per chi non ha potuto, Padre. Tu conosci i cuori, tu conosci le disponibilità, oh Padre, che possa, oh Padre, essere un piccolo aiuto per l'avanzamento del tuo regno. Tutto chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Bene, chiedo ai colleghi in proiezione di mandare l'immagine del camp bambini e preadolescenti che, come sapete, comincia questo lunedì. Posso che fate per il Winners Camp? Molto bene, abbiamo 2 richieste da farvi per questo campeggio qui. Allora, abbiamo ancora, nonostante le tante cose che abbiamo raccolto, la tanta generosità della Chiesa, abbiamo alcune cose di natura pratica mancanti. Vi tiro fuori la lista, sono cose, necessità che abbiamo e sono le seguenti. Ci servono biscotti a chili, fette biscottate a chili, è sempre tutto a chili d'ora in poi, marmellata, tisane, camomille, queste cose qua, tè solubili e paste, sugo al pomodoro e poi donazioni in denaro per frutta, verdura, cose fresche da comprare lì sul momento. Questo è molto molto importante perché ricordo una frase che spesso viene stata detta dai pastori in vari contesti: con il poco di tutti si fa molto. Non serve grandi cose, non serve che qualcuno di voi arrivi con 1.000 euro in mano, basta 10 euro ciascuno, basta un pacco di pasta per ogni 5 persone e si fanno grandi cose. Se non potete donare voi, chiedete a casa, noi partiamo lunedì, quindi per favore entro domani, entro lunedì mattina prestissimo, se potete donare soldi, donare cibo, se avete bisogno di sapere la lista di cose che ci servono, basta chiedere a noi. Di là al bar questa sera vendono a 3 euro coscigna e Coca-Cola. Ho pronunciato bene? Coscigna? Buono? È molto buono, quei soldi vanno devoluti per il campeggio bambini, quindi mangiate per il campeggio bambini, bevete per il campeggio bambini, è molto importante. La seconda richiesta è gratis, ma è più importante dei soldi. Pregate per questo campeggio.
Pregate per i monitori, che dormiremo 5 ore a notte quando andrà bene. Pregate per la nostra vita, la nostra forza, ma soprattutto pregate per i preadolescenti, per i bambini, che il Signore possa parlare a loro. Chi è stato ai campeggi sa come sono, sa che il Signore agisce, sa che non è una scampagnata in montagna e basta. Sono molto importanti questi momenti e la vostra preghiera, il vostro sostegno è assolutamente fondamentale. E visto che siamo in area di campeggio, chiedo di mandare il campeggio dei giovani e adolescenti. Si lavorerà sulle pause. E stiamo chiudendo le iscrizioni. Voglio un po' di panico nelle vostre facce. Stiamo chiudendo le iscrizioni, quindi se non avete fatto il form di Google, fatelo. Se non avete pagato, fatelo. Pregate anche per questo campeggio, perché di nuovo ci mancherà il sonno, e è importante anche poi, se ci saranno donazioni da fare, soldi, cibo, materiali di prima necessità, mantenete le orecchie tese. Il sostegno della Chiesa è assolutamente fondamentale e ve lo chiediamo. Se volete iscrivervi, fatelo presto, subito, i posti scarseggiano. Io sto cercando gli altri annunci. Dopodiché abbiamo il 24 giugno, tra 2 settimane esatte, il brunch delle donne. Il tema è la trappola del paragonarci. Nessuno in questa stanza si è mai paragonato a qualcun altro, quindi so che non vi riguarda. Battute a parte, se siete fanciulle, donne, se siete interessate, è lì per informazioni, credo, Rogeli, chiedete a qualche donna qua dentro finché qualcuno non vi risponde. Dopodiché abbiamo invece il convegno per le coppie, mi permetto di aggiungere sposate, che sarà ad ottobre 20, 21 e 22, per info Patrizia e Jessica. Il posto sarà bello, sarà magnifico, sarà stupendo, sarà fantastico, quindi se i vostri genitori sono indecisi di andare, fate giuste e sante pressioni su di loro. Dai, perché non vai al convegno delle coppie? Così vi lasciano da soli a guardare la TV fino a tardi. Quindi, molto bene, adesso sapete come dividervi in piccoli gruppi e dopo guarderemo qui la finale di Champions League. E vi chiedo quindi di fare tutto con ordine, lasciare la stanza ordinata dopo, non essere scalmanati nello festeggiare o prendere in giro i poveri interisti. E adesso ci suddividiamo nei piccoli gruppi. E ciao. Battesimi quando? Il 2 di luglio ci sono i battesimi, super importante. Invitate voi stessi, invitate amici, invitate fratelli, nipoti, figli, tutto. Sono super importanti, è un momento di grande gioia in cui nascono i nuovi nati del popolo. Oi, adolescenti? Allo, non ho finito. Ci sono i battesimi, sono super importanti, sono i nuovi nati nella Chiesa. Siate accoglienti, ci sono famiglie, persone che non credono, quindi venite, sono occasioni molto importanti. Ora alle stanze, ciao.